una parte le ambizioni promozione della San Marco, determinata a proseguire la corsa in vetta alla classifica del campionato, dall'altra la fame di punti del Barisardo che vuole uscire al più presto dalle sabbie mobili della classifica. Sono questi gli ingredienti del match che sta per andare in scena a San Sperate tra gli asseminesi di mister Paolo Led e gli ogliastrini di Michele Cannas. Tanto come su tutti i campi di questa domenica verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Davide Astori, scomparso purtroppo questa mattina. Si parte allora, inizia il match. Il pallone che torna tra i piedi del numero 5 del Barisardo, un cross verso il centro, Daddi rischia. Fanni agisce sul settore di sinistra, rientra sul destro e poi prova il lancio lungo verso Farci, il colpo di testa di Farci, il pallone alto, non di tantissimo. Bene verso Fanni, buono lo stop da parte di Fanni, la sovrapposizione di Corda che può provare il cross con il mancino, cross basso, il pallone che rimane lì e poi Matteo Tosi che sbaglia la girata verso la porta di Murro. Aveva un buon pallone sul sinistro, il Barisardo che è già dall'altra parte. Buono lo spunto ancora di Pirodi, un giocatore a terra, si tratta di Todde che però si rialza, Semino dentro, è buona la posizione di Boi, arriva il vantaggio del Barisardo a sorpresa, gli ospiti avanti al 34esimo, non è anticipato, qui non c'è il fallo, si continua a giocare, attenzione a Fanni, all'interno dell'area Fanni, il diagonale. E rischia tantissimo Matteo Sirigu, Todde gli soffia il pallone, prova ad andare via con un dribbling, il contrasto duro con Porcu che rimane a terra molto dolorante e si lamenta per la pericolosità dell'intervento da parte del giocatore avversario che era già ammonito. Allora viene espulso, attenzione, colpo di scena dopo nemmeno un minuto del secondo tempo, Barisardo in 10 uomini. Fanni a vuoto, c'è però Tosi, buono lo spunto, Tosi e la respinta di Murru che gli dice di no. Fanni sulla sinistra, Fanni decide di accentrarsi, il cross verso Farci, il pareggio della San Marco. La San Marco pareggia al 11esimo, il colpo di testa vincente di Davide Farci su invito dalla sinistra al bacio da parte di Silvio Fanni. Ancora Cao, alza la testa. Il cross verso il centro era buono per Fanni, ma ottima l'uscita ancora di Murru a scongiurare la minaccia. Attenzione, palla persa da Porcu e staffa, si fa ipnotizzare da Daddi. Incredibile al 33esimo. Pilleri. Bene per Fanni, cercava di calciare in diagonale. Il corner ancora morbido, poi Murru che sbaglia l'intervento, la San Marco in vantaggio, anzi no perché c'era la segnalazione. Pallone tagliato verso Dinaro, si gira Dinaro, il pallone oltre la linea di fondo, deviato, calcio d'angolo. Mastromarino recupera questo pallone, Cordeddu, verticale bene per Pilleri, il cross di Pilleri. Il colpo di testa di Farci che cercava di indirizzare il pallone sul secondo palo. Finisce qui 1-1 il risultato finale a San Sperate tra San Marco Assemini 80 e Barisardo.